Consulenze genetiche e di coppia, supporto psicologico, esami e tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro. Il centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale di Pieve di Cadore è un'eccellenza della sanità bellunese e veneta ed è punto di riferimento per le coppie che desiderano una gravidanza e che trovano difficoltà nel loro cammino. Noi ci occupiamo appunto di accogliere le coppie, definire la diagnosi, perché a volte le coppie già hanno fatto un percorso esterno dal proprio ginecologo o presso altri centri, e quindi abbiamo a disposizione tutte le più moderne tecniche diagnostiche per valutare sia l'infertilità maschile, femminile che di coppia, e poi possiamo offrire delle soluzioni. Il primo dovere del centro di PMA è quello di accogliere le coppie e tranquillizzarle perché il percorso è impegnativo a fronte dell'aspettativa di ottenere una gravidanza. Con una giusta diagnosi, un giusto indirizzo terapeutico si possono risolvere abbiamo tante soddisfazioni, abbiamo tanti bimbi in più che nascono in Italia, nel mondo, grazie alla fecondazione assistita. Il limite d'età per l'accesso al centro di PMA è stato stabilito dalla Regione Veneto ed è di 50 anni per la donna e di 65 anni per l'uomo. Oltre a offrire le tecniche, quelle diciamo che di secondo livello, quindi complesse, noi offriamo soprattutto un supporto per ottenere la gravidanza spontaneamente, perché il nostro obiettivo è far avere la gravidanza alle coppie. Se necessario, possiamo avvalerci anche di tecniche complesse. Al centro di Pieve di Cadore la maggioranza degli accessi è rappresentata da coppie bellunesi, il 30% arriva dalla regione, il 10% proviene da tutta Italia. I risultati arrivano e sono fonte di soddisfazione. Rimane l'affetto delle coppie che poi ritornano con i bimbi qui, perché sì, magari vengono da altre province, però ritornano a Pieve anche con i bimbi per far vedere dove un po' sono stati concepiti.